Bentrovati di nuovo al nostro appuntamento Trieste in diretta e lo faremo presentandovi subito gli ospiti, ma prima voglio già annunciarvi chi ci sarà dopo, così già vi preparo. Tornerà a trovarci Mauro Vascotto, presidente dell'associazione Spitz, e con lui parleremo dei preparativi per le Olimpiadi delle Clanfe, evento sempre tanto seguito qua a Trieste, anche internazionale, perché vengono anche non solo da fuori regione ma anche da altre zone dell'Europa per partecipare a questo evento divertente ma ovviamente anche sportivo. Sempre di sport parliamo in questa prima parte, parleremo con il presidente Canottieri Trieste Riccardo Zaccaria, ben trovato. Grazie. E poi con Lisanna Bartolovic, atleta e aiuto tecnico, tecnico, chiedo scusa, ben trovata. Grazie, buonasera. Allora, anniversario del club che compie 130 anni. Innanzitutto buon compleanno. Grazie. Quindi, già qui partiamo con gli auguri. Società storica, un club che ha cresciuto tantissimi atleti che hanno anche raggiunto importanti risultati a livello nazionale, poi Lisanna ne è un esempio, naturalmente poi parleremo anche di questo. Partirei però a questo punto, Riccardo, abbiamo scelto di darci del tu. Certamente. Partirò dall'anniversario del club, 130 anni sono tanti, una storia importante per Trieste, sì, ma per il movimento sportivo in generale, anche per tutta Italia, insomma bisogna festeggiare, no? Un avvenimento come questo. Certamente, a parte che sono veramente nella posizione di essere attualmente il presidente, sono onorato di essere in questo momento a rappresentare la società, assolutamente. Ormai sono 52 anni che io ci vivo dentro, non è poco, per cui conosco tutti o buona parte degli attori anche delle altre società, per cui siamo tutti abbastanza uniti, ci si aiuta a vicenda al di fuori ovviamente delle gare, però caspita, essere lì in quel momento e avere tutta una storia così sulle spalle non è da poco, ecco. Anche perché sono anche, quanti iscritti più o meno? Sui 170-180 iscritti. Insomma, contate veramente un numero importante. Ha un certo peso sicuramente. Tutti sempre molto impegnati, perché ovviamente poi si partecipa alle varie gare e ce n'è una fra poco, no? Proprio per festeggiare proprio domenica questo anniversario. Festeggiamo degnamente il nostro anniversario con il campionato regionale che faremo a San Giorgio di Nogaro. Come mai la scelta di San Giorgio di Nogaro? La scelta è tecnica, perché purtroppo, anche se io ho corso a Barcola, noi siamo grandi amanti del nostro percorso di Barcola, però nel periodo balneare con tutte le varie limitazioni che ci sono, certo, non possiamo gareggiare sul campo regolamentare di 2000 metri, per cui potremmo fare semplicemente delle gare sui 500 metri penalizzanti sia per lo spettacolo, che non è il periodo giusto per gli atleti per fare questa manifestazione, e quindi io ho chiesto la possibilità agli amici della Canoa San Giorgio di poterci ospitare lì, che hanno un bellissimo campo da gara senza grossi problemi, e quindi approfittiamo di fare il campionato regionale lì. E il campionato regionale si attende una partecipazione molto ampia, giusto? Piuttosto ampia, sì, di tutte le compagini della nostra regione. E anche degli ospiti dalla Slovenia. Non ce ne voglia nessuno, noi tiferemo Trieste naturalmente. Grazie. Però ovviamente facciamo un in bocca al lupo a tutti quanti per questa, anche perché insomma sono i 130 anni, vanno festeggiati davvero a dovere. Lisanna, anche te sarai tra i protagonisti, no? Di questa certo, gara regionale. Sì, assolutamente. Gareggerò nel singolo. Ok. Sì, singolo senior o pesi leggeri, ma per questa gara abbiamo optato alla fine per via del numero di iscritti nel singolo senior assoluto. E quindi sì, dai, non vediamo l'ora di gareggiare, sicuramente sarà una bellissima giornata ricca di emozioni, anche noi con la nostra squadra, e quindi sì, di solito gareggio anche nel doppio con una nostra atleta giovane della categoria Under 19 che quest'anno ha avuto anche
dei grandi successi, perché è stata chiamata a rappresentare proprio la nazionale con l'Italia, adesso era andata anche agli europei, però in questo momento non c'è stata l'occasione e quindi adesso non vediamo l'ora, insomma, che arrivi domenica per vedere come andrà e sfidarci appunto con i più forti della regione. Ecco, tra l'altro, quali sono le categorie, come si sviluppa questo torneo, questo campionato? Allora, questo è un campionato regionale per le categorie Under 17, Under 19 e Senior, mentre per le categorie Under 15, quindi quelle giovanili, il campionato regionale è posticipato a settembre. Okay. E diciamo che sì, le più importanti come categorie partono da appunto l'Under 19, perché cominciano ad esserci le qualificazioni per poter entrare nelle squadre nazionali giovanili, e poi noi comunque in regione abbiamo degli atleti senior abbastanza forti e importanti, per cui anche qua c'è la possibilità di solito di sfidarsi comunque con atleti forti che hanno avuto un percorso anche loro in nazionale, spesso si vedono negli articoli, quindi le gare sono sempre divertenti, perché almeno dal mio punto di vista è bello poter mettersi in gioco con qualcuno che si sa che appunto è forte e vedere poi a che punto si è della propria preparazione, sia che vada bene o magari non proprio come ci si aspetti, però poi si sa da dove partire per poter migliorare cosa fare. C'è sempre emozione prima di una gara, al di là del fatto che magari sei abituata a fare gare, quindi ovviamente è chiaro che avrai la testa concentrata nel momento in cui serve, però insomma c'è sempre un po' di... Devo dire che il canottaggio per me, sì, prima delle gare, lo ammetto, sono molto agitata, in particolare nella parte del riscaldamento a terra. C'è un momento in cui so cosa devo andare a fare, so lo sforzo che dovrò affrontare, che devo dire il canottaggio si sa, insomma, è uno sport abbastanza faticoso, e quindi a volte l'ansia di dire riuscirò a gestire questa fatica, riuscirò ad andare un po' oltre i miei limiti per arrivare alla fine. Questo all'inizio mi mette sempre un po' di pressione, poi però c'è il momento in cui si sale in barca, quindi è il momento come di quasi rilassamento, no? Arrivo, percepisco l'acqua e un po' la tensione se ne va, si arriva all'impartenza e poi c'è quell'attimo di adrenalina, e quando poi si sente il via, basta, bisogna partire, lì non si pensa più, il corpo va e si vede quello che succede. E infatti in queste gare, insomma, gli atleti hanno tutta una preparazione di allenamenti di vario tipo, no? Prima di affrontare la gara, cioè noi parliamo della gara e vediamo la gara di canottaggio, però poi insomma c'è un'attività di preparazione fisica a 360 gradi, giusto? Certamente, certamente. Parliamo di allenamenti tutto l'anno, comunque. Non ci si ferma mai. No, non ci si può permettere di fermarsi, perché il livello comunque è alto e c'è bisogno di tenersi sempre in allenamento, che non è solamente al remargometro, per esempio, oppure... No, totale, perché il canottaggio è uno sport in cui lavora tutto il corpo, assolutamente. Deve lavorare nel modo giusto, gli atleti devono essere seguiti perché facciano il movimento giusto. Infatti vediamo anche dalle non immagini... soltanto per dire che bella tecnica, che bene voga quello lì, ma è una questione prima di tutto di non rovinare il proprio corpo, di fare il lavoro in modo giusto per non sforzare in modo assurdo certe parti del corpo che poi con gli anni si risente, e in più essere validi in acqua. Essere performanti. Performanti, esatto. Ho visto i vari allenamenti che vengono fatti prima di una preparazione, dalla corsa a allenamenti di piegamenti, palestra, addominali, insomma c'è... No, è completo, c'è completissimo, da stare molto attenti come si fa. Perché poi uno pensa, il canottaggio si tratta di remare in acqua, in realtà Lisanna, credo che ci sia anche una preparazione muscolare di tutto il corpo, come diceva prima Riccardo, no? Quindi dovete veramente sviluppare movimenti e muscolatura. Allora, sì, il canottaggio è uno sport molto interessante, direi, nel senso che noi per poter essere performanti dobbiamo allenarci tutto l'anno, nel senso che ci sono i periodi, sì, microcicli, macrocicli, le fasi di carico e di scarico, però per poter mantenere, arrivare al picco, già solo dopo 48 ore di pausa comunque si ha
diminuzione di un tot per cento di performance, quindi bisogna mantenere il corpo attivo, diciamo, no? E per cui noi partiamo principalmente, si parte con la preparazione invernale che comincia da settembre, dove tutta la parte fino a gennaio-febbraio c'è una parte comunque di allenamenti aerobici molto lunghi, si possono fare distanze molto appunto lunghe sul remargometro, anche la corsa, anche se ultimamente si tende un po' a diminuire la corsa, si prediligono più allenamenti magari sulla erg bike o appunto sul remargometro. C'è tutta una preparazione atletica di pesistica, però noi la preferiamo dopo con le categorie senior, mentre per le categorie giovanili privilegiamo piuttosto la mobilità, la mobilità, la multilateralità, quindi tanti circuiti, tanti esercizi, tutti a corpo libero, però in modo che soprattutto la squadra under 14, però poi anche i ragazzi under 17 under 19 sviluppino una consapevolezza fisica e corporale in modo che siano anche loro stessi in grado a percepirsi, a capirsi, anche perché poi lo sforzo e tutto noi lo dobbiamo riportare in acqua, quindi quando siamo in barca la cosa più importante è l'equilibrio e riuscire quindi a trasmettere tutto quello che è l'allenamento che noi facciamo a terra nel colpo in acqua e nella tecnica, e quindi lì poi c'è un surplus in più, no? Da riuscire anche a capire, a trovare questo feeling, perché a volte capita che ci sia gente molto forte sul remargometro perché ha potenza, massa, che la riesce a spostare, però poi non è detto che tutta questa forza, questa potenza riesca poi a trasmetterla anche poi sull'efficacia della spinta in acqua, e quindi è tutto questo gioco anche di equilibrio. E poi ci sono anche gli allenamenti su delle vasche, giusto? Sì, c'è la vasca Voga che permette di riprodurre il movimento poi che si fa in mare, in barca, e quello sì, viene usato principalmente per capire un po' appunto la tecnica, come ci sono società più grandi che hanno una vasca Voga più vogatori, quindi si può riuscire a sincronizzare maggiormente il movimento, per esempio no, l'entrata della pala in acqua, l'estrazione, la preparazione, perché noi vediamo il movimento del canottaggio che è un movimento fluido, bello, e sembra anche quasi senza fatica quando vediamo gli atleti. Invece in realtà è un movimento che è scomposto da più movimenti, le braccia, il busto, e quindi è importante sia per i singolisti imparare a capire come muoversi, soprattutto nella fase di ripresa, e poi negli equipaggi multipli riuscire a muoversi assieme in sincronia, coordinati, perché quello fa la differenza poi. Adesso torno perché fra poco torno perché ho delle curiosità. Tra l'altro io ho provato il remargometro in più occasioni, così in palestra allenandomi, è veramente un casino se non sai fare i movimenti come... Ci ho messo un bel po' per coordinarmi con i movimenti tra spalle, busto, gambe, per dare la spinta nella maniera corretta, poi il fiato era quello che era, quindi... La ruota malefica. Bisogna allenare anche quello. Allora, Riccardo, da 50 anni sei dentro, abbiamo detto, la Canottieri Trieste, quindi... Ne hai vista di acqua sotto i ponti passare? Sì, tanta. Però tante soddisfazioni anche, immagino. Non sarei qui altrimenti, assolutamente. C'è qualcosa, un ricordo particolare? No. O più di uno, No, dai, che abbiamo... Ce ne sono tantissimi, tantissimi. Il ricordo più forte è stato quando ero ragazzino, che mi allenavo il pomeriggio per delle gare estive e c'erano dei soci in terrazza, quei vecchi, sai, quei vecchi sui 50-55 anni, che a un certo punto, quando sono rientrato, mi hanno detto: senti Zaccaria, vieni qua, senti, uno dei nostri non è potuto venire, rimani a cena con noi? Ho detto: aspettate, scusate un attimo, parlo con casa, chiedo con casa se posso. I miei mi hanno detto: certo, rimani pure. Ho passato una serata stupenda con dei soci che poi sono diventati miei amici, ma comunque sono stati tutti delle mie guide, poi anche nella vita, perché ci si diverte, però si parla un po' di tutto, chi vuole ascoltare impara tante cose da questi consoci che sono al momento delle persone, sembrano distanti, invece sono... Te li vedi come magari dei mostri sacri. Esattamente, no? In realtà non lo sono, e mi hanno trattato talmente bene che poi ho sentito in quel momento che la società, quella canottiera, era la mia seconda casa. E quindi quell'amore è scoppiato, non è più finito? Sicuramente.
Anche è bello perché poi queste situazioni si creano appunto, nascono amicizie, nascono legami. Grandissime. Io probabilmente uno dei motivi per cui sono stato scelto per essere presidente è anche il fatto che io sono il punto di collegamento tra i meno giovani e i più giovani, anche perché ho un'esperienza di circa 20-25 anni come direttore sportivo, perché sono stato molti anni in direzione prima di essere presidente, ti ripeto, non pensavo di diventarlo mai, e quindi sono sempre stato in contatto con i giovani, però appunto attualmente sono un punto di riferimento nelle due fasce di età. Ecco. Funge da trade union, insomma. Sì, esattamente. Tra l'altro, Lisanna, prima parlavamo che tu gareggerai in singolo, giusto? Preferisci il singolo, il doppio? C'è una modalità in cui ti trovi meglio, una preferita? Al di là che dovete saper far tutto. Ma allora, intanto diciamo che un po' perché ho iniziato un po' più tardi, mi sono ritrovata comunque a dover gareggiare spesso in singolo perché non avevo compagna di barca, quindi mi sono abituata a fare il singolo. Adesso appunto, come ho detto prima, ho avuto queste possibilità, poi nel corso degli anni c'era anche la possibilità di fare doppio misto con ragazzi anche di altre società. E devo dire, non saprei, principalmente io comunque mi sono specializzata in queste discipline corte perché non ho avuto magari la possibilità di provare anche il 4 di coppia, ad esempio, con quattro persone come equipaggio, o anche la voga di punta con un remo solo, che è un altro tipo di voga. Però devo dire la verità che dipende, nel senso che quando si è con qualcun altro in barca è più facile gestire l'ansia pre-gara, la gestione, perché se c'è anche un momento di crisi durante il percorso è più facile riprendersi rispetto ad un singolo dove la mente fa tutto, perché comunque sono quasi sugli 8 minuti di gara, e se c'è un momento dove la testa non c'è, se cede la testa, diciamo, poi cede tutto. Quindi ti direi che non saprei. Il singolo ultimamente mi gestisco forse di più durante la gara e ci sono alcune situazioni, mentre sento che nel doppio mi piace, si parte e lì so anche nel doppio che nel doppio muoio, cioè do tutto, forse quindi... C'è differenza di fatica, una differenza particolare di fatica tra il singolo, il doppio, comunque in squadra? Allora, tendenzialmente non dovrebbe esserci, perché perché insomma quando si finisce una gara di canottaggio, direi a qualsiasi livello, sia chi inizia che i novizi, comunque è una bella fatica, quindi... ti direi, però a volte mi ritrovo, quando faccio a volte nel doppio, in certi momenti mi sembra quasi di farne di più fatica, forse perché siamo insieme e quindi lì so che mentalmente non devo cedere perché siamo in due, e quindi se cedo io anche faccio peggio per l'altra persona, no? Mentre magari sono da sola, a un certo punto c'è un momento in cui però poi ne risento io, quindi è tutto mio, come se poi invece riesco a reagire, faccio bene, è merito mio, ma in una barca multipla mi sento che non posso permettermi, per via della compagna, magari di cedere. Quindi tu hai raggiunto anche importanti titoli, no? A livello anche nazionale. Raccontaci un po' il tuo palmarès. Beh dai, posso dire che ho una discreta, così, ho avuto buone soddisfazioni. Diciamo che tutto è iniziato nel 2011, quando ho partecipato ai campionati italiani come esordienti, che la categoria esordienti era appunto per chi iniziava a vogare da un anno, quindi per i neofiti, e avevamo vinto il doppio insieme ad un'altra ragazza che ora non voga più. E quella era stata veramente una bella esperienza, perché era un po' inaspettata, c'era brutto tempo, onde, e quindi partivamo, le più forti erano delle ragazze molto grandi e grosse, quindi insomma noi eravamo più piccoline, non ce l'aspettavamo, invece alla fine ci abbiamo creduto e proprio all'ultimo siamo riuscite insomma a vincere, quindi ho un bellissimo ricordo.
Poi avevo un po' smesso e ho ripreso dal 2023 ad allenarmi un po' più, sì, dal 2015, quando avevo 23 anni, scusatemi, e ho ripreso in età un po' tardiva, però visto che ero sempre lì tra allenare, con gli allenamenti e tutto, ho detto ma sì dai, proviamo, mettiamoci in gioco. E in questi ultimi anni ho avuto insomma delle belle soddisfazioni. Un anno abbiamo vinto con il doppio beach sprint, che è un po' una nuova disciplina che adesso sarà anche olimpionica, e poi la più grande, devo dire, il più grande è stato vincere il campionato italiano di società a settembre del 2024, e quello l'ho vinto in singolo, e per me insomma è stata una Tutto bella questo emozione. sempre con Canottieri Trieste, Sempre no? Canottieri, io sì, sono sempre rimasta fedele alla Canottieri Trieste. Siamo tutti nati lì e rimaniamo lì. E quella è stata una bella emozione perché insomma in tutto questo percorso ho avuto soddisfazioni, ma ho avuto anche delle belle delusioni, e riuscire poi a vedere che nonostante tutto comunque sei lì e alla fine ce la fai, nonostante tutto è una bellissima sensazione, esperienza. E dopo infine ho vinto 2 titoli italiani con Cecilia Holloway, che è la ragazza di cui abbiamo parlato prima, a settembre 2025 nel doppio con lei, e poi sempre nel doppio con lei campionato italiano di fondo sui 6 chilometri. E quello è stato bellissimo perché avevamo contro insomma un equipaggio forte delle forze militari, e quindi noi eravamo un po', insomma eravamo pronte, e abbiamo fatto la gara e fino all'ultimo non sapevamo, perché lì si parte sfasati ogni 30 secondi, quindi devono uscire i tempi una volta finita la gara, ed eravamo lì in trepidazione, poi abbiamo visto che avevamo vinto, insomma essere in 2 e condividere quell'emozione è stato veramente un bel momento. Grandi emozioni e complimenti ovviamente a te, a tutte anche le altre atlete e gli atleti. Tornando dal presidente, com'è il passaggio da atleta a dirigente sportivo? Cambia la vita, no? Da quando prima gareggi e poi devi coordinare il lavoro degli altri. Poi cambi, sei dall'altra parte del tavolo, e quello che hai imparato lo devi dare, assolutamente. Ho cominciato come vice capocanottiera, poi come capocanottiera, direttore sportivo, per cui ho seguito per tanti anni l'evoluzione dei nostri atleti, della nostra squadra sportiva, che era partita quasi più o meno da nulla, perché non c'erano forze, non c'era tanta voglia. Poco alla volta siamo riusciti a creare una realtà, una bella realtà, assolutamente. Essere dall'altra parte significa continuare un pochino quel tipo di gare che si faceva, perché siamo ogni giorno in gara, ogni giorno in qualche modo si parte e si deve resistere fino in fondo. Poi in acqua d'inverno è dura però, non sempre. Sono stati dei periodi... Te sei azzi in certi momenti. Guarda, sono stati dei periodi in cui ogni domenica, anche d'inverno, si usciva in barca senza nessun problema, divertentissimo. In realtà d'inverno il mare è più liscio, ci si riesce ad allenare meglio. Ci si allena meglio, questo non lo sapevo. Perché d'estate c'è corrente e vento da sud, il mare ribolle di più, e quindi tendenzialmente d'inverno si fanno le uscite migliori. Questa è una questione tecnica che davvero ne ero all'oscuro. E tu... Te se schizzi, problemi, però... E tu li vedi, no? Alcune ragazze e ragazzi che magari, questo qui è promettente, dobbiamo assolutamente coltivarlo e farlo crescere. Devo far coltivare tutti. Le mie idee, rimangono soltanto dei discorsi fra me e gli allenatori, vanno tutti portati su, assolutamente. Devo portare su tutta la società, per cui ti assicuro che mentre prima da direttore sportivo mi divertivo, anche se ogni fine settimana o molto spesso andavo in trasferta con gli atleti in giro per l'Italia sui campi di gara, era un po' pesantino sicuramente, lei lo sa benissimo che lo sta facendo da tempo, da presidente mi diverto di meno, assolutamente, perché devo avere tutto sott'occhio, anche se non voglio assolutamente essere un accentratore, non solo perché esiste un consiglio direttivo dove ci sono
tutti i vari componenti, che più o meno ognuno ha le proprie caratteristiche, i propri ruoli, però diciamo che il Presidente c'ha il suo bel lavoro da fare. Devo avere tutto sott'occhio, qualunque piccolo problema devo saperlo, qualunque piccola cosa devo dalle essere in questioni grado sportive, di societarie, organizzative, tutto. Fortunatamente da noi il rapporto con i soci è buonissimo, per cui quello è l'ultimo problema, assolutamente. Sia con i soci che con gli atleti il rapporto è perfetto. Con fuori, con tutte le nuove normative, con tutto il caos che abbiamo giornalmente, sempre di più, è una grandissima dose di nuove norme da seguire per essere alla pari con i tempi nostri. Non è facile, però ce la facciamo. Prima di chiudere, una curiosità, così ne parliamo anche un po'. Il tuo ruolo di tecnico, giusto? Dunque cosa prevede? Beh, allora, in società intanto siamo 2 tecnici principali, uno che è Paolo Lucan, che si occupa della squadra comunque senior, che quindi allena anche me, e poi c'è il settore under 14 del quale mi occupo io, e comunque a volte condividiamo alcune anche sessioni di allenamento, perché non sempre magari col lavoro e con gli allenamenti che devo sostenere riesco a seguire sempre, ma durante le trasferte sono sempre presente. E diciamo che noi, quando siamo dei tecnici, per prima cosa secondo me dobbiamo ricordarci che abbiamo davanti dei ragazzini, delle persone, e noi li accompagniamo nel loro percorso della vita, no? E quindi secondo me lo sport, anche quello del canottaggio, è un percorso proprio, perché io potrei dire che il canottaggio è uno sport, è diverso dagli sport di squadra come magari la pallavolo, il basket, dove ci sono delle soddisfazioni immediate. Faccio canestro, sì, sono forte. Il canottaggio è uno sport dove noi ci dobbiamo allenare costantemente, siamo lì, ci mettiamo alla prova con noi stessi e con i limiti. Ci sono delle giornate in cui sembra tutto storto, sembra che tutto quello che si fa in realtà non serve a niente, ma il bello di tutto questo è proprio il percorso, cioè aiutare i ragazzi a vedere quello che sono diventati, quello che siamo diventati poi insieme, no? Perché a volte sicuramente il canottaggio è uno sport che paga l'impegno, perché non ci sono scorciatoie. Vuoi provare ad avere un risultato? Quello è il percorso, devi allenarti e venire ogni giorno, è così, punto. Poi noi lo facciamo, permettiamo anche ai ragazzi di venire quanto vogliono, come riescono, perché se uno vuole fare bene lo sente dentro di sé. E quindi noi siamo lì, prima cosa, per preservarli, fare in modo che non si facciano male, perché quando sono giovani vogliono tutto subito, quindi in realtà il canottaggio ti mette un po' anche ti insegna ad aspettare, a coltivare, no? Se voglio questo risultato non mi arriva così, quanto ci metto, quanto lo voglio, però poi in un modo o nell'altro il risultato arriva, magari non arriverà la vittoria, perché non tutti possiamo vincere, però dopo, quando si vede il miglioramento del tempo, magari si riesce a battere un avversario che sembrava impossibile, già quello fa capire che non sei più la stessa persona di prima, ed è proprio, questo accompagna poi nella crescita in generale, no? Quindi nella vita ci saranno sempre degli alti e bassi, ed essendo che appunto molti bassi mi sono capitati, come dicono, non è importante quante volte si cade, ma quante volte si ha la forza per rialzarsi. E nel canottaggio secondo me questo veramente lo si impara tanto, e dopo anche si riesce a vedere, no? Guardandosi indietro si vede da dove si è partiti, dove si è arrivati, e a prescindere da quante medaglie, forse quanti titoli, però veramente si vede che si è delle persone diverse. E questo è importante secondo me, cercare di riuscire a trasmetterlo ai nostri atleti, ai ragazzi, perché alla fine sono veramente tutti bravi, siamo tutti persone che valgono, e per quanto le medaglie facciano piacere tutto, non è solo la medaglia che fa l'atleta, perché ci sono anche tanti atleti che si impegnano e magari non arrivano tra i primi 3, oppure non arrivi primo per un centesimo, che anche questa è una cosa che mi è successa, però a volte è proprio il non arrivare o essere lì vicino che ti dà la carica per dire ok, domani ci riprovo, e questo secondo me è essenziale per tutto, trasversale a prescindere. Beh, anche vedervi e sentirvi parlare con passione chiaramente Scusa un attimo. È un bel messaggio. Lei la fa facile, ecco, la fa molto semplice. In realtà lei è la persona che
andando in trasferta guida il pulmino con il carro delle barche dietro, segue i ragazzi, soprattutto i più giovani che hanno sempre più bisogno psicologico di essere aiutati in qualche modo. Faccio le gare. Fa le sue gare, fa le sue fatiche. Tra le varie cose Faccio anche le gare, le sue, sì, rimette a posto il carrello con tutte le barche e poi di notte torna a casa guidando. Quindi non è così semplice. Questo sì che è un impegno davvero completo. Sì. Vi ringrazio davvero, grazie Riccardo Zaccaria e grazie a Lisanna grazie a voi di Bartolovic, questa occasione. complimenti ovviamente, in bocca Grazie. al lupo per le future gare Grazie. e ancora Grazie buon mille. compleanno alla Canottieri Trieste. Grazie a voi per averci seguito, continuate a farlo perché torniamo dopo la pausa pubblicitaria, fra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta come annunciato assieme a Mauro Vascotto, presidente associazione Spitz. Buonasera, grazie dell'invito. Perché, come racconta la sua maglietta, Siamo in pronti. odore di Olimpiadi delle Clanfe. Siamo pronti, ci stiamo preparando alle Olimpiadi delle Clanfe, che io ho avuto modo di assistere più volte negli ultimi anni, da quando sono a Tele4, devo dire che è sempre uno spettacolo incredibile, con grandi personaggi che partecipano da anni e ci si prepara quest'anno il 25 luglio come al solito di sabato, no? Sì, l'ultimo sabato di luglio, facciamo di sabato perché se ci fosse maltempo possiamo subito rimandare alla domenica e se invece organizzassimo di domenica e arrivasse il brutto tempo dovremmo spostare di una settimana, è successo che abbiamo dovuto farlo e ci siamo accorti che era un po', insomma, circa 40 persone non erano potute tornare e altre 40 invece erano potute venire perché non erano in ferie o cose del genere. Ultimo sabato di luglio, sabato 25 luglio, all'Ausonia come al solito, sempre ancora dalla piattaforma rigida lato Savoia, perché la piscina ancora non è stata risistemata, ma confidiamo che se nel 2027 no, ma nel 2028 potremmo augurarci di tornare in piscina rifatta. Speriamo, dai. Stiamo guardando le immagini relative all'anno scorso delle Olimpiadi delle Clanfe che vede, allora, 19esima edizione, quindi 19esima insomma edizione. Si va avanti a velocità della luce, te lo aspettavi? Allora, più che altro il tempo passa. Sì, il tempo passa è l'unica Tu non roba. avevi i capelli bianchi? Io forse non erano così bianchi, avevo forse anche qualche chilo in meno, insomma, il tempo passa. Ma diciamo il grande primo shock è stato subito dopo la prima, ecco, perché non nata per caso tra amici, abbiamo visto un sacco di ragazzi invece iscriversi l'anno dopo e un sacco di bambini, cosa che non ce l'aspettavamo, ecco, questo davvero non avevamo mai preventivato, pronosticato che su 200 iscritti 100 fossero minorenni. Perché non c'è un limite di età per l'iscrizione? No, devi solo aver devi saper nuotare ovviamente. Sì, beh, chiaro, e devi avere, diciamo, poter saltare dai 2 metri, 2 metri e mezzo della piattaforma, insomma dipende dalla marea, ma non è impossibile. Il più piccolo ha 3 anni, il meno piccolo era fino all'altro anno povero Claudio Sterpin, che è sempre venuto alle nostre manifestazioni e lui a 85 faceva un salto mortale all'indietro, quindi al di là della performance atletica dell'atleta Sterpin c'erano 3 generazioni, nonno, figlio e nipote. Qualche anno hanno iscritto anche bisnonno, nonno, papà e figlio, ma il figlio era veramente piccolo, era iscritto ma non si è potuto tuffare. Però è un tuffo abbastanza semplice, come si vede dalle immagini, insomma è un tuffo da 2 metri, 3 metri, insomma, i triestini ce l'hanno, diciamo, quasi nel DNA, ecco. Vediamo sempre di tutto, no? Gente mascherata, vestita certo. in costume. Perché c'è la giuria fa 3 votazioni, 5 componenti della giuria
fanno 3 votazioni, uno per l'alzata e il manico, cioè lo stile, uno per lo schizzo, per l'acqua alzata, perché è comunque una gara di tuffi dove devi alzare più acqua possibile, e uno per la performance artistica. Noi spingiamo a consegnare, a dare 1/3 del punteggio alla parte spiritosa del tuffo, perché così è molto più divertente, molto più divertente. Diciamo, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori ed è divertente anche solo venire a vedere. Infatti normalmente chi viene a vedere l'anno dopo si iscrive, se non altro se porta i bambini, poi i bambini insistono, premono per iscriversi perché è una festa spensierata, comunque 4 ore alla fine di spettacolo, ma volano, si ride tantissimo, ma tanto si ride, anche noi organizzatori che conosciamo tutti gli iscritti, il tuffo un po', non vogliamo sapere tutto perché ci piace un po' di sorpresa, vogliamo essere stupiti anche noi. L'anno che il gruppo di Padova è venuto vestito da Kiss oppure con il furgone dell'A-Team, cioè eravamo a bocca aperta perché lì ci sono ore di lavoro per preparare una scenetta che poi si riduce a 7 secondi di tuffo, insomma, cioè tempo che arrivi, guardi, salti e ti votano 20 secondi, 10 secondi. Ovviamente i partecipanti sono anche, come dire, possono anche portare qualche sbecolezza alla giuria, volendo, sì, magari, sì, magari, certo. Allora, magari il voto può migliorare. Ecco, è una gara di tuffi. E noi però non siamo un'associazione sportiva, siamo un'associazione di promozione sociale. All'interno dell'evento sportivo, sia l'Olimpiade delle Clanfe, sia l'altro nostro evento sportivo, l'Arrampicata Santa, cerchiamo di veicolare messaggi di mobilità sostenibile, di attenzione alle tradizioni, e all'Olimpiade dei Clanfe abbiamo deciso che si può corrompere la giuria, ma deve essere cibo o da bere. I minorenni ovviamente non possono utilizzare l'alcol per corrompere la giuria, ma sono i genitori che sopperiscono a questo divieto. Quando il tavolo della giuria è pieno, fermiamo la gara e il pubblico può andare a mangiarsi la polpetta, il sardana panà, insomma, le cose che hanno portato, perché tutti portano qualcosa, e noi spieghiamo: ragazzi, noi qui abbiamo un po' sbeffeggiato, però un malcostume abbastanza diffuso degli adulti, dei grandi di questo mondo, ecco. Quindi confidiamo di scherzando, di passare anche un messaggio. Sì, di passare il messaggio: tenete gli occhi aperti perché a volte le cose non vanno come dovrebbero, perché magari qualcuno di nascosto ha fatto un certo tipo di pressione verso chi doveva decidere. Adesso l'ho messa così, ma il senso è proprio questo, il senso è di divertirsi, ma divertendosi passare messaggi anche un po' seri. Non abbiamo differenza tra uomini e donne, alle Olimpiadi delle Clanfe non esiste una categoria clanfe femminili o clanfe maschili, uomini e donne gareggiano assieme, non abbiamo mai precluso la partecipazione praticamente a nessuno. Ci sono stati proposti concorrenti, tuffatori, portatori di handicap anche seri, non abbiamo mai detto di no, ma ci siamo sempre organizzati affinché la persona riuscisse a fare comunque il suo tuffo e a prendere il suo voto, a entrare in classifica, perché poi la cosa bella è che mentre vai per età, ovviamente, nelle varie categorie, pici, muleti, muli, babbe, invece bobbe, invece marantiche, eccetera, però la classifica, il punteggio finale conta. Essere re delle Clanfe, vincere la propria categoria, tornare a casa col ferro di cavallo color oro appeso al collo, ti dà un anno di pavoneggiamento a scuola, in squadra di calcio, indifferente.
insomma. O il circolo delle bocce, dappertutto. Bravo, no? bravo. Sì, secondo me per tutte le categorie e per sì. tutte le età, qualcuno se vince si pavoneggia, insomma è contento di aver vinto, sta, perché giustamente, ci sta. giustamente. E abbiamo visto anche persone che, diciamo, quando abbiamo organizzato il calcolo del coefficiente di difficoltà del tuffo e della votazione, abbiamo fatto in modo che tutto restasse sempre abbastanza compresso vicino, in modo che le classifiche non siano troppo con gap troppo grandi, perché è forte vedere che magari per un ghirigoro in più, un cappellino, vinci per 25 centesimi di punto. Io ho amici che non sono diventati re delle clanfe per 5 centesimi di punteggio ed erano arrabbiatissimi, sì. cioè arrabbiatissimi, erano molto rammaricati, ecco, diciamo così. In più, per esempio, siccome più clanfe te fa, più bravo diventi, se per caso due arrivassero a pari merito, noi premiamo il più giovane perché ha avuto meno tempo per arrivare a quel livello là. È chiaro che magari quel giovane ne ha fatte 200.000 mentre il pari punteggio ne ha fatti di meno. Però l'idea è anche questa, per esempio, mandare il messaggio che puoi essere, anche se sei giovane, puoi avere una posizione di rilievo. È chiaro che qui stiamo parlando delle Olimpiadi di clanfe, però insomma tutto fa brodo, ecco, nella consapevolezza delle persone, nel far sì che poi queste persone lottino e si diano da fare per vincere. È chiaro che se ti presenti sul trampolino o sulla piattaforma in costume, lato Morbin prenderai 1-0 ed è difficile che tu vinca qualcosa con quello 0. Quindi incentiviamo che facciano una squadra, che facciano una scenetta, che convincano il papà, lo zio, la zia di fare qualcosa assieme, perché magari fanno un gruppo più grande, quel gruppo più grande riesce in qualche modo ad alzare il punteggio della performance artistica. Quando il gruppo che ha organizzato il pedocin si è presentato sul trampolino con il muro del pedocin del polistirolo, gli uomini vestiti da donna, chiaramente le donne vestite da uomini separati, la gente era con le lacrime agli occhi a ridere perché era veramente divertente. Lì ti garantisci già un buon punteggio. Sì, almeno... considera poi che magari questi si sono iscritti alla fine, sono arrivati all'Ausonia per tempo, in autobus, senza dover guidare, avranno fatto 10-15 cin-cin prima di arrivare sul trampolino. Anche gli spettatori si sono accorti che era tutto un po' un carnevale, ma è sempre una gara di tuffi, quindi poi alla fine non devi cadere in acqua, ma devi fare un tuffo, alzare più acqua possibile e la giuria ti voterà. Ci sono varie tecniche per alzare l'acqua. Io ho scoperto che non è detto che il tuffo a bomba sia per forza quello vincente. No. Ho visto anche delle spanciate micidiali, che hanno tirato su un bel po'. Però insomma bisogna... Con l'esperienza uno arriva anche a capire qual è, e forse anche il costume fa un po' la sua parte. Sì, certo. Diciamo i vestiti attillati aiutano rispetto ai vestiti ampi. Una volta uno... Perché il vestito ampio ti fa... Sì, o il classico mantello di Superman. Attutisce, no? Non aiuta, ecco. È meglio il Gollum che si è presentato praticamente nudo con l'anellino del suo tesoro e lui era nelle condizioni migliori per fare... Infatti era uno che faceva tuffi, però va studiato anche il costume, ecco, non devi metterti in condizioni di... ovvero se vuoi portare a casa una medaglia, dopodiché se vuoi solo ridere fai come il ragazzo che è venuto con il costume da lottatore di sumo, quello gonfiabile, e quando è entrato galleggi. in acqua, no, non è neanche entrato in acqua, Sì, cioè galleggi direttamente. è rimbalzato sulla superficie e poi tipo pallone. Però lì il punteggio Morbin era elevato. Hanno riso tutti chiaramente, però ha preso poco con lo schizzo. Ecco. Sì. Però la festa è una festa completa di tutte le cose, no? Poi c'è il tuffo, c'è lo schizzo e c'è la parte ridicola, divertente. Tutto fa il tuo punteggio
Chiaro che se fai bene tutti e tre gli aspetti puoi vincere, e ci sono un sacco di premi, abbiamo un sacco di sponsor che ci vogliono bene, ci regalano orologi, braccialetti, non so, confezioni di gelato, ne abbiamo di tutto e di più, perché anche il mondo che sta attorno alle Olimpiadi di Clanfe ha capito che le Olimpiadi di Clanfe è una follia estiva divertente, però sa, passa in TV, c'è la diretta di Tele4, c'è... Alla fine comunque è un evento a suo modo abbastanza importante. Ha il suo richiamo, certo. Sì, ha il suo richiamo. Sì. Insomma, l'altro anno sono arrivati dei toscani che hanno letto delle Olimpiadi di Clanfe sulla Lonely Planet, perché all'interno della guida Lonely Planet avevano già inserito un piccolo trafiletto. Nella prima Lonely Planet del Friuli Venezia Giulia c'era non so, 8 righe, l'Olimpiadi di Clanfe. Nell'ultima Lonely Planet c'è proprio un occhiello all'interno, se venite a luglio c'è la gara di tuffi più pazzi, e non abbiamo spinto, non abbiamo pagato Lonely Planet, loro stessi avranno visto che sta roba... E tu ci hai parlato con questa compagnia toscana? Ci hai parlato no, l'altro anno sono arrivati questi due che si sono presentati, marito e moglie, avevano un figlio giovane, sono venuti a vedere per capire di che cosa si trattava, perché erano venuti a Trieste a fare i turisti prima di andare in Croazia, e avevano preso la Lonely Planet di Friuli Venezia Giulia perché non avevano fatto una toccata e fuga a Trieste, ma avevano strutturato una settimana così. E fra Grotta Gigante, Risiera, Miramare hanno incastrato anche le Olimpiadi di Clanfe, ma in Toscana, a Livorno, fanno questi tuffi, in giro per il mondo si fanno questi tuffi, ecco. Quindi loro hanno detto: il prossimo anno vedremo di organizzarci, ci iscriveremo e verremo a titolo di, non so, rappresentativa livornese alle Olimpiadi di Clanfe. Sarebbe bello, li aspettiamo perché le iscrizioni, ti dico, sono Come aperte. ci si iscrive? Ricordiamolo, dai. Sul sito dell'associazione Spiz, spiz.it, Spiz, in home page ci sono i 2 pulsanti per iscriversi all'Arrampicata Santa e alle Olimpiadi di Clanfe. C'è un po' di burocrazia, non tantissima ovviamente, insomma, ma nome, cognome, carta d'identità, telefono, punti di contatto, e poi c'è la scelta del tipo di tuffo, che tipo di entrata, clanfa, bomba o kamikaze, che tipo di partenza, avanti, indietro, ritornato, rovesciato, e poi i ghirigori, gli avvitamenti. Anche perché tu come presentatore hai bisogno di avere comunque dei dettagli, giustamente, perché non è che puoi conoscere tutti. Ma quindi... allora, in realtà, essendo io abbastanza immerso fino al collo in questa organizzazione, ho abbastanza tempo per vedere le iscrizioni di giorno in giorno. Ecco. È chiaro che gli ultimi giorni sono quelli più frenetici come iscrizioni, perché poi decidono cosa fare, che scenetta. So di comitive che si ritrovano a casa di uno, seratina, cosa femo, cosa non femo, brainstorming per le Olimpiadi di Clanfe. Poi in realtà il risultato finale si vede perché loro si applicano e poi lo spettacolo è garantito. I padovani, Viva la Felicità, diciamo così, sono master in questo, organizzano sempre bellissimi spettacoli, bellissime scenette, bellissimi sketch, e il risultato infatti li vede quasi sempre sul podio o insomma premiati perché fanno le cose fatte bene, ma anche il pubblico stesso apprezza quando una persona o un gruppo si inventa qualcosa, vedi le persone che sono entusiaste, e questo è contagioso. I ragazzini che nella seconda edizione si sono iscritti erano gli spettatori della prima, che all'inizio ci hanno un po' preso in giro, nel senso, sti quarantenni, cosa si è inventato, e dopo invece sono rimasti così affascinati da tutta l'organizzazione che c'era dietro a quei 6, 7, 8, 10 secondi
di tuffo. Ecco. Sì, sì. È una micro performance artistica. Perché è pazzesco, è vero, perché una compagnia, una persona, un gruppo si organizza per poi dover consumare la sua performance in pochi secondi, ovviamente. A meno che non strutturino una scenetta col microfono, una sorta di introduzione magari. Ma sì, c'è stato, insomma, mi ricordo, non so, faccio un esempio, quando chiusero via Milano, il centro, via Mazzini, gli autobus fecero delle battute, o il tram, il fermo del tram, o cose del genere. E mai è venuto nessuno vestito da tram? Sì. Immaginavo, sicuro. I trans de Opcina, e quindi non ti dico come erano vestiti, perché fantastico. Non ti dico come erano vestiti, perché chiaramente era da morire da ridere, perché erano stimati professionisti che impersonavano i trans de Opcina, cioè, vabbè. No, è forte, questo è forte. Sto anno vengo a vedere. Sì, no, ma vi buttate. Fate una squadra con Tele4, anzi approfitto dell'etere per dire coinvolgete le persone, venite. Io propongo Bosazzi. Ma voi venite Bosazzi, tutti, tuffatore. tanto siete già là, uno tiene la telecamera per le riprese e l'altro fa il tuffo. Esatto. Fate una bella squadra Tele4 o Media Nord-Est, come preferite. Ma anche... te vuol che gioco anche qui del Veneto, de Udine. Ma indifferente, più siamo più ci divertiamo, ma non per scherzo, nel senso che io torno sempre là, immagina, non so, faccio un nome, il sindaco di piazza, o faccio Polidori, o il governatore Fedriga, o che ne so, Deborah Serracchiani, o Mitya Gialuz, faccio nomi così, senza riferimenti diretti proprio perché vorrei, ma sarebbe fighissimo, nel senso, sarebbe spettacolare. È chiaro che il personaggio politico che si mettesse in gioco così avrebbe il dritto al rovescio della medaglia di questa cosa qua, perché gli amici direbbero guarda che bravo, l'anno che il sindaco Cosellini è venuto alle Olimpiadi di Clanfe, non era in gara, si è presentato, ha fatto il discorso perché era stato eletto sindaco da poco e poi si è buttato in acqua. In realtà ha fatto un passo in acqua vestito, ma quella ripresa è andata in Australia, ha girato il mondo, certo, e gli amici, la settimana dopo c'è stato un acquazzone gigante e si allagò il sottopasso della stazione, giravano i meme del sindaco Cosellini che usciva dal sottopasso tutto bagnato, ma erano le foto fatte alle Olimpiadi del Clanfe. Cioè... Quindi lanciamo un appello alla politica, fatelo, soprattutto in vista delle elezioni, potrebbe essere no, sto scherzando. Dobbiamo chiudere purtroppo, Mauro, il tempo è davvero volato. Olimpiadi delle Clanfe, sabato 25 luglio. Fino al giovedì prima le iscrizioni sul sito www.spitz.it, le iscrizioni sono aperte anche per l'Arrampicata Santa, che sarà domenica 20 settembre, solito schema, sabato obelisco chiuso, chioschi, giochi, un po' di spettacoli, un po' di intrattenimento, alla sera musica molto probabilmente, anche lì c'è parecchia burocrazia da risolvere per fare le cose, ma le faremo. E domenica 10 la gara, 9:30 chiudiamo Scala Santa. Venite, colonizzate la via come pedoni e scoprirete che in 40 minuti si va a Opicina a piedi dal centro città. Grazie Mauro Vascotto. Grazie a voi. E buon lavoro e buona preparazione per questi eventi. Grazie a voi per averci seguito, chiudiamo qui Trieste in diretta e io vi auguro una buona serata.